Ancora troppi incidenti sulle strade, ancora centinaia di morti e migliaia di feriti. Nel 2022 nelle strade del Veneto ci sono state 300 vittime e 17.000 feriti. Su 81.000 sinistri a livello nazionale, ben 13.000 sono avvenuti nella nostra regione, vale a dire una media di 35 al giorno. Il dato è stato comunicato stamane a Palazzo Balbi in occasione di una conferenza stampa sul tema della sicurezza stradale in Veneto, un'emergenza che la Regione Veneto sta affrontando incentivando le sue iniziative in primis sul piano delle realizzazioni infrastrutturali per aumentare la sicurezza delle strade. Grazie alla legge 39 del 91 sulla sicurezza stradale, la Regione dedica molte risorse per esaudire le richieste di molti comuni. Nuove rotatorie, piste ciclabili e percorsi pedonali. Tra il 2016 e il 2022 gli interventi finanziati dalla Regione nel campo della sicurezza stradale e dell'ammodernamento della rete viaria sono stati 607. Parliamo di 100 milioni di euro della Regione Veneto, stanziati da oltre 100 milioni dalla Regione Veneto, ma arriviamo, se mettiamo il cofinanziamento di comuni, di province, ma anche a volte di privati, ad oltre 200 milioni. La Regione da tempo inoltre punta anche sull'aspetto della sensibilizzazione culturale del problema, mirando ai giovani nelle scuole a scopo preventivo ed educativo. Gli studenti sono stati invitati perciò a realizzare contenuti multimediali per una campagna informativa sul tema della sicurezza rivolta soprattutto a loro. Al contest hanno partecipato più di 90 istituti da tutto il Veneto. I primi 3 classificati, premiati oggi a Palazzo Balbi, sono degli istituti della provincia di Treviso. A loro è stato consegnato anche un assegno, denaro che gli studenti potranno utilizzare in ambito scolastico. Il primo premio, 5.000 euro, è andato all'istituto Isis Obici di Oderzo. Il nostro progetto è appunto un parallelismo tra la vita reale e il gioco di un bambino, sottolineando appunto l'aspetto che mettersi alla guida non è solo un gioco. Secondo classificato è un assegno da 3.000 euro all'Istituto Superiore Rosselli di Castelfranco Veneto. Terzo posto per Liz e Now di Scarpa di Montebelluna con un assegno di 2.000 euro. Filmati spot di grande impatto, premiati per la loro originalità che faranno sicuramente presa sui più giovani. Si trovano qualcosa che è un linguaggio da ragazzi della loro stessa età e quindi probabilmente presteranno anche più attenzione e si sentiranno più coinvolti. Sicuramente sì, è di grande impatto per noi giovani soprattutto. I lavori degli studenti si potranno vedere nei social e sulle televisioni private.